Inizia settembre, Mestre si risveglia nella paura della violenza. Il 64enne Gabriele Sinopoli viene massacrato di botte da un gruppo di giovani. La sua colpa aver suonato il clacson per farli spostare dalla strada. Città sconvolta, la polizia individua il branco e arresta un 28enne di Marghera. La famiglia dell'uomo, finito in coma, organizza una fiaccolata contro la violenza. Sentivo il bisogno di trasformare la rabbia e il dolore, che in questi giorni sono i sentimenti che alternandosi, dominano su tutto, in qualcosa di costruttivo. Ma è la politica a farla da padrona in questo mese. Il 6 settembre Giorgio Napolitano torna a Venezia e Mestre in visita ufficiale ed è accolto da applausi e consenso. Una settimana dopo tocca a Silvio Berlusconi che si imbarca a Venezia per la crociera de Il Giornale e proprio in laguna rompe un silenzio di mesi. Dare al Paese una guida che sia effettivamente tale, che possa intervenire per rendere attraverso il cambiamento della Costituzione governabile il Paese. Si infiamma il caso Città Metropolitana, comuni chiamati a decidere se aderire o meno al superente, in 7 dicono no. Intanto dopo il Lazio Gate le polemiche sui consigli regionali arrivano anche a Palazzo Ferrofini. Nel mirino il tesoretto da quasi 5 milioni di euro a disposizione dei gruppi consigliari come rimborso spese. E a fine mese torna anche l'allarme suicidi tra gli imprenditori in crisi. Tra il 24 e il 25 settembre, 2 tragedie in 24 ore. A togliersi la vita un 47enne di Campagna Lupia e un 53enne di Noale. Non riuscivano più a far fronte ai loro debiti.